buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno. E intanto è caduta la maschera, sta maschera è caduta, è arrivato. Basta. Buongiorno ragazzi, buongiorno a voi. Voglio prima di tutto ringraziarvi per l'ospitalità. Dovete sapere che io qui mi sento a casa perché con la famiglia Marigliano ci conosciamo molto ma molto prima che io iniziavo a scrivere, a cantare e tutto, perché sono cresciuto, anzi mi hanno cresciuto Andrea, mi hanno cresciuto Nunzio, il fratello di Andrea, e il patron Ciro Marigliano. Mi hanno visto crescere perché siamo dello stesso quartiere, quindi mi sento veramente a casa mia. A noi ci fa piacere, anche se Andrea andà a suggire dopo di sparagnare. Ma perché? È meglio opata, ma proprio Andrea. Ma ti vogliono bene, Andrea, così ti vogliono bene. Ma proprio Andrea, proprio mamma mia, che te dico a fare? Applausi Andrea. E qua non è mai pronto, sa fare. Andrea, quando ti offendo non ce l'hai mettere l'applauso. Ma ti taglia Andrea l'applauso. Ma intanto, allora, buongiorno a lui, voi lo conoscete già perché chi ascolta la musica napoletana, quella bella, quella fatta a Napoli, sa per certo che la maggior parte delle canzoni, non perché sta qua e non è una sviolinata, lui lo sa, la maggior parte delle canzoni, la maggior parte degli artisti sceglie la penna, la mano, il cuore di Rolando Riera per farci tuffare nelle parole d'amore le più belle. Infatti tutte canzoni che ascoltate, se ci fate caso, sapete già quando le ha scritte lui, perché ha un timbro particolare quello che scrive lui, ha un tocco particolare. Siete troppo buoni, Noi non sono mai neanche ripetitive le canzoni che scrivi, non è che sentiamo sempre la stessa frase, la stessa cosa. Ti ringrazio. Per me è un onore stare qua, te l'ho detto, puoi sentire elogiarmi dalle tue parole, che ne capisci tanto di musica, anzi che ne capite, perché poi comunque la mia amica qua è la mamma di una grande artista che saluto, Tracy Marciano, un bacione forte a Ciro, e allora ne capite tanto di musica, quindi per me è solo un onore sentire queste parole dai vostri pensieri. Questo ci fa molto piacere, ma intanto, caro Rolando, sì. Ma sai che una proprio delle tue canzoni, a parte le altre, ma c'è stata una canzone che tu hai scritto poco tempo fa, che su TikTok ha spopolato? Sì. E qual è? Allora, a cominciare Riso Guaglione. E poi? Che abbiamo scritto io e la mia amica Nenzi. Sì, che la saluto, che è anche un amica bacione mia. forte Nenzi Coppola, che la maggior parte abbiamo scritto tante canzoni di Nenzi Coppola. Forse Overe fa? No. Caso pazzi te. La canzone di Fortuna, sì, la canzone di Fortuna, sì. Su TikTok questa canzone ha spopolato. Infatti inizialmente quando abbiamo fatto la canzone credevo che tra virgolette avevo fatto un flop. Dopo un mese e qualcosa mi chiama Fortuna e dice: là, ma sta canzone che si sta combinando con TikTok, ho quasi 2000 video, e non ci credevo. Sono andato a vedere, stavamo quasi a 2000 video. E il ritornello che è andato di più, sai qual è? No, perché tu dici che noi ne caso pazzi te, casi vive perché ci stai tu con me, e perché le dediche degli innamorati. Esatto, esattamente. Là proprio ti volevo portare, sì. Perché quando una persona sceglie come una piattaforma social TikTok, no? Sì. Che è una piattaforma dove ormai, vabbè, non è più oggi dei la bambini, più richiesta. però la più richiesta. L'angop si mangiano i zappati, l'angop si appicciano, l'angop fanno pace, l'angop si vende, l'angop fanno i televendite. Esatto. Si vende di tutto di più, però le dediche d'amore vanno per la maggiore, e questa canzone, questa frase proprio particolare di questa canzone è andata proprio per ma hai avuto condivisioni su condivisioni. Infatti. Diciamo che oggi ci troviamo anche noi autori in difficoltà, perché specie a Napoli ci troviamo a fare successo su TikTok. Prima abbiamo cominciato con Facebook, poi che storie Instagram, oggi non sappiamo più che c'è mamma da per fare successo, perché se non fa successo con TikTok non fa successo da nessuna parte. Perché adesso vanno molto i social. Quello invece che io forse condivido di meno sono gli artisti, questi emergenti, no? Perché poi sono tutti artisti, perché chi ha una dote per me è artista punto e basta. Mo se è più grande, se è più piccolo non conta. Ma ognuno deve fare la sua gavetta e la sua strada. Esatto. Quello che io invece non condivido è quello che ci sono ragazzi che sanno cantare, che magari non c'è bisogno l'iTunes e tutto i fronzoli che mettono attorno, però vanno a riproporre, proprio si mettono in capo che devono riproporre i brani cantati che hanno fatto successo delle persone che sono cover, già passate. diciamo. Sì, ma non so cover, se fanno proprio loro. Non dico nel caso per esempio a caso Bambola, no? Bambola l'ha cantata di Guaglione tanti e l'ha scritta un mio grande amico Peppe Manna. Vedi? Quindi è una canzone che risale a tanto tempo fa.
Quel ragazzo l'ha cantata, è andata a X Factor, l'ha ricantata, insomma ha riscosso Sì, anche sì. un discreto successo. Resto fatto che mo viene uno piglia canta in cava e sia soia. Ma purtroppo ci troviamo Succede? anche... Raccontaci qualche... Allora, dietro le io quinte. posso dirti che la cover secondo me è un momento, ok? È un momento che quando funziona 2 volte non funziona mai. Perché qualunque cosa, le copie non funzioneranno mai, saranno sempre un pezzotto della canzone originale, ma in qualunque contesto, questo è nell'imprenditoria, questo è nella canzone, questo è in tutto, nel commercio, si faccia una cosa e poi faccia tale e quale però con dettagli diversi, è sempre copia, cioè sempre un pezzotto di quello che ci fatto originale. E allora io credo che secondo me una cosa quando nasce deve morire così, deve morire con l'artista che l'ha cantata la prima volta, ma è capace pure che non fa successo, tutto a posto, per la canzone a due nasce, la da morire, secondo il mio pensiero. Esattamente, questo succede anche con artisti che non cantano più. Sì. Artisti che non cantano più, ma stanno uscendo i ragazzi. C'era un mio grande amico che forse mi ha insegnato a suonare, posso dire. Si chiamava Diego De Luca. Eccolo qua, proprio di chi stiamo parlando. Un mio grande amico che posso dire e lo ribadisco e lo dico a voce alta. Io non ero nessuno, Lisa, e ancora oggi non sono nessuno, però quando ero piccolo, avevo 14-15 anni, lui veniva a casa mia, avevamo una grande amicizia. Cioè, mi insegnò a mettere le mani sul piano e mi faceva capire i motivi, guarda, cioè dovresti fare così, e così ho iniziato, diciamo, a fare le mie cose. Però Diego De Luca è una persona che veramente che quando cantava si fermavano i rilogi, cioè stiamo parlando del periodo di Alessio Raffaello, Enzo Ilardi, Diego De Luca, cioè quando Ciro Brodugno, quando trasevano in coppia in piazza si spaccavano in piazza, e lo dico a voce alta. Posso dire una cosa, che le canzoni che ha fatto lui, come le ha fatte lui, come le ha interpretate lui, secondo me, con tutto il rispetto per chi l'ha ricantato, tanto di rispetto, però secondo me come l'ha fatta nessuno l'ha fatta nessuno. Esattamente, mi trovi d'accordo. Perciò mi trovo sul fatto che secondo me una canzone come nasce a così da morire. Io ricordo proprio di lui, c'è il papà e la mamma hanno una tipografia. Sì, le persone andavano a fare i bigliettini Non dei Carmine. matrimoni i bigliettini dei matrimoni da signora De Luca, anche mia mamma se la ricordo perché andavamo dal parrucchiere insieme, e lui dopo un tot di bigliettini, le persone ci dicevano: ma ci ho regalato a Dico De Luca goppo matrimonio, goppa comunione. Guarda, erano altri anni, quindi qualunque persona adesso ripropone quei brani, per me sa da sta Non sola sarà a mai casa. originale, ma La stessa emozione, stessi panni, stessi. Ma poi Diego cantava. Diego cantava, vero, cioè- era proprio bella assai. sì, I periodi, quelli sono stati periodi magici. io ricordo ancora parecchie canzoni scritte dal grande Bruno Gallo, sto parlando di Diva, sto parlando di Vatten, Tamannassano A, canzoni che secondo me, ecco, sono nate per Diego De Luca. Esatto. E sono state interpretate da lui al miglior modo. Io ho vissuto i migliori anni con lui, posso dire che ho vissuto i migliori anni e mi sono divertito e appassionato con la musica con lui. Perciò dico, la canzone al Dunash la da morire. La da morire. Confermo, applausi Andrea. Sì, certo. Grazie per gli applausi. Invece la canzone che ti ha dato più soddisfazione, poi dopo ti faccio una domanda un po' hard, nel senso che calda, non capite la cosa, ma allora, la canzone invece che ti ha dato più soddisfazione. Allora ti dico, la canzone che mi ha dato più soddisfazione non ce n'è una in particolare, credimi, sto in seria difficoltà. Perché se parliamo di oggi, ti dico che la canzone che ho scritto insieme alla mia amica Nancy Coppola è quella che mi ha dato più visualizzazioni. Si chiama I su Guaglione, l'abbiamo ascoltata prima. Se parliamo invece sull'amore, la canzone più bella che abbia scritto, per me ovviamente parlo di me, si chiama L'amore vero esiste di Mario Forte. Posso dire, diciamo, scritta sull'amore, anche perché è stata scritta su mia moglie, che saluto. Ciao Anna e ciao Ilari. Grazie, l'ho scritta su di lei, quindi ti dico che l'amore vero esiste, spiega un po' il vero senso dell'amore, e mi ha dato tante soddisfazioni, perché è stata la colonna sonora di tanti amori, parliamo di TikTok, è stata la colonna sonora di tanti amori, di tanti fidanzamenti, di tante proposte di matrimonio, e allora per me è una grande soddisfazione. E adesso la facciamo ascoltare, vai Andrea, senza applausi. Che schiaffo morale mi ha dato.
ha fatto doppio l'applauso. Hai visto che schiaffo morale, Marato? Che applausi! Comunque questa canzone, a parte è bellissima, però poteva cantare solo Mario Forte. Già Sì, è vero, è vero, è vero. Veramente la poteva cantare solo lui. Pensa che ogni volta che l'ascolto, io dovrei essere abituato, ma mi emoziono tutte le volte che l'ascolto. La canta benissimo, Sì, sì. anche perché per un ragazzo che noi ovviamente seguiamo, sono artisti che seguiamo, che veramente ha un trascorso e tiene una vita particolarissima. Sì, sì. E devo dire la verità, è un guerriero con la G maiuscolissima e tiene un cuore e dei sentimenti. Si dice che chi nella vita soffre a volte diventa cattivo, perché ci sono delle persone. Io penso che invece lui sia distinto dalla massa. È una bravissima persona, siamo molto amici e ci sentiamo quasi tutti i giorni, non solo per le canzoni, ecco, ci sentiamo anche come stai, non come stai, chi E fa poi come oggi. meno, fans Nino D'Angelo, cioè Sì, hai un sedere siamo- che lo prendi sempre in diretta e io voglio fare, rispondimi, con cinque telefoni, mia figlia, rispondi ma Nino D'Angelo. A Mario Forte. A Mario Forte, mi fa sapere Rossi casi Mario Forte. Io levo e scoglio direttamente. Invece Angela, che cosa volevi raccontare? Vai. Allora, devo dire prima una cosa, Tresi dice la penna di Rolando è magica. Ed è La vero. ringrazio, un bacio Tresi, grazie. Rolando scrive bellissime canzoni, pura poesia. Ricimma che ci può sta fra gli eredi di Nino D'Angelo, No, ragazzi? no, ma non mi senza permetto presunzione. proprio. Lo so che tu non ti permetti, però io la penso così. Ti ringrazio. Poi so che fra tante poesie ne hai scritta una sublime. Per tua figlia. Sì. Parlacene un po', dai. Allora, ti parlo un po' cioè, diciamo di com'è nata questa cosa. Io dovevo fare qualche canzone su mia figlia, che mia moglie ancora doveva partorire. Non riuscivo a fare niente perché comunque non sapevo l'emozione vera di una figlia finché comunque non la provi a quell'istante. Mia moglie è andata a partorire. Quando ho visto mia figlia, la prima sera che comunque mia moglie stava ricoverata, andai a casa, misi le cuffie sul piano e ho incominciato a scrivere. Come ho incominciato a scrivere, diciamo, è nata questa cosa bellissima. A come è nata gliel'ho fatta sentire a qualche mia amica, ti parlo di Nancy Coppola, perché tutte quelle che faccio sento tutte esse perché è mia sorella. L'ha sentita e disse: Rola, guardi, mi sono emozionata e in tanti anni ho visto mio marito che si è emozionato peggio di me. Quindi la canzone la voglio io. Dissi: guarda Nancy, con tutto il cuore io ti voglio bene, però questa canzone non te la posso dare perché è una cosa che è mia. Lei disse: ok, se tu dici così io ti rispetto, però spero che non c'era nessuno che ci appiccica. E ti dico che ho avuto tante proposte, perché questa canzone non l'ho data a nessuno. Prossimamente voglio dire che la inciderò completa da Alessandro Sgambati e farò il video ufficiale e farò uscire mia moglie, mia figlia e racconterò, diciamo, un po' tutta la mia storia in questa canzone. È giusto che sia così, perché anche se trasmette emozioni agli altri, poi ci sono delle cose che sono personali. È una mia emozione, cantata da un altro Esatto. è come un tradimento. Possiamo ascoltare strofe e ritornello in esclusiva? Sì, Sì. ce l'ha Vai. Andrea Marigliano. Ce l'hai, applausi! Dai, Io Andrea. già la conosco. Andrea. Allora, per Natale cercasi a astenersi per di tempo, non mercenari, chi mi viene a fuoco per ton Andrea all'adreto. 391 465 3475 per rispondere, vai Andrea. Ha fatto l'applauso perché sono i tempi suoi. Ma non l'ha detto proprio, perché devi vedere, ci sono delle canzoni che abbiamo parlato nei primi anni stava proprio e quindi no, vero proprio. No, allora, Andrea non gli devi dare credibilità. Ma perché Andrea? Ma perché? Che non ne ho pensato niente, Non Andrea. ne ho Questa è una guerra aperta. fra Andrea di- sa solo pallone, Olli e Benji, la fattissima puntata. Marco D'Amore che ha fatto Gomorra, il sa fatto Olli e Benji. Erissimo, faceva le azioni, le cose che sta così. Era Ah, poi ci mettevano un quarto d'ora solo per segnare. Esattamente, perché lui mantiene la suspense, Ah, ecco. capito? Come fa con l'applauso, e metterò 10 minuti. Tutto a posto, Andrea. E invece un'altra domanda. Sì. Questa domanda un po' più... Io, sempre il mio parere personale, però voglio sapere tu che cosa ne pensi. Ci sono oggi autori che scrivono canzoni anche a chi, quando si presenta là, non tiene do, re, mi, non manca una nota. Ok. In bocca, no? Le scrivono
si fanno papà e vanno e ci mettono anche il loro nome, che poi giustamente quando sta persona va a cantare ci metti comunque la firma autori. Sì. Tu cosa ne pensi di queste? Ti è capitato mai che qualcuno è venuto che non sapeva proprio e tra l'amo scrivere e tu Allora, io ti che hai dico fatto? proprio la verità. Ti dico proprio la verità perché una volta che sta macchina sotto... Argomento scottante. Sì, sì, sì. Allora, tante persone sono venute a casa mia che non mettevano manca una nota. Ti dico che inizialmente dice, guarda, secondo me dovresti fare un po' di scuola di canto. Ah, grazie, no, no, perché io devo sapere la verità, io voglio la verità. La verità? La verità nessuno sa cosa sentire dire. Perché a come dice la verità non sei più preso, diciamo, positivamente. Allora, secondo il mio punto di vista, allora inizialmente, specie chi è una nuova leva e deve comunque farsi spazio nel panorama partenopeo, secondo me fa buono a scrivere a tutto quanto. Perché poi, cioè, sai che succede? Se la tu te, ah, chi è scemo, chi non capisce niente, no? Secondo me, ma chi perché non mi sente? Se ne va ad un'altra e i soldi li va a portare ad un altro. Quindi secondo me, oggi io ti dico che posso fare la selezione perché qualcosa ho scritto, ma qualcosa, e posso fare la selezione. Ma c'è chi è una nuova leva e sta scrivendo, cioè sta incominciando adesso, io dico scrivete e soprattutto pigliatevi i soldi, perché gli artisti secondo me Salvanna Pace Coccorune, quando fanno successo con le vostre canzoni, non si ricordano mai. Io venivo a dire, io in mezzo a voi ho buscato tot, che stanno un regalo, salvando la pace di qualcuno, perché lo voglio dire, salvando la pace di tanti miei amici che si sono ricordati di me quando qualche mia canzone ha fatto qualcosa. Ti parlo di Mario Forte, ti parlo di Femiano, ti parlo di Nenzi, Stefania Lai, ti parlo di queste persone che quando hanno fatto successo con una mia canzone si sono girati indietro e hanno detto là, ma io già ringrazio pure a te, e sono venuti con un regalo. Oggi dico agli emergenti autori, facitevi pava, pure 100 euro, facitevi pava, perché Bravo. domani una vostra canzone può fare successo anche con un cantante che non te ne hai nei. Scusami, anche Fabiana, io ho fatto avere mi piace avere giudicato, è stata una persona che dopo una certa popolarità si è girata indietro, è venuta da me, e ti dico che anche pure se dice mi viene con un cesto di Natale, ha fatto un grande gesto. Allora secondo me a volte non è il valore della cosa che ti regala, oppure è il ricordo, è il pensiero che una persona ti ringrazia per quello che hai fatto per lui. E posso dire che oggi agli emergenti voglio uscire pava e ti dico che cantano bene o non cantano bene, le canzoni si devono fare, perché è capace pure chi non canta buono può trasmettere Può qualcosa. trasmettere Ah, certo, a modo suo, sì. Quanti cantanti cantano bene e oggi non sono credibili? Perché cioè, ci sono cantanti che veramente cantano a guerra, però non sono credibili. Ma perché forse qualcuno di loro si ostina a fare successo che successi là, perciò non sono credibili. Può darsi, però ti dico, Sì. però dico che secondo me, a priori, ognuno ha da cantare quello che piace. Canta o non canta buono, deve cantare le proprie emozioni. Però gli autori di oggi sanno fa, papà, perché ricordatevi che una volta che hanno fatto successo i cantanti, Coccorone non sa ricordi voi. Applausi Andrea, e tieni pronto? E poi c'è un'altra canzone che tu hai scritto per Nenzi. Questa qua devo dire la verità, ce l'hai pronta Andrea? Questa qua devo dire la verità, non si è sentita molto, però questa canzone va capita, perché questa canzone, devo dire la verità, non è bella, è di più. Perché ha un significato questa canzone che veramente ti ha mettere là, ti ha mettere con una cuffia, devi mettere la mente in stand by e ti ha sentire questa canzone, perché ha un significato particolarissimo che poi rispecchia la vita di tante persone. Sì. Perché chi è sposata, magari Gli ha ancora un amore nel cuore. sì, Bravo. gli amori vecchi, sì. Esatto, quindi la voglio sentire Andrea. Che grande pezzo. Sì. La storia di questa canzone, vai. No, la storia di questa canzone... Ma vai a piscina con Mudiene. No, Anna, ogni riferimento è puramente caso, come dite i film. Allora, no, Devi rischiare. io ascolto tante storie nella mia vita, a volte un amico, un'amica, tanti amici, ascolto tante storie, poi però poi vado a casa e creo, mi medesimo nelle cose, però secondo me io sono del parere, gli amori, allora, ci sono tante storie che si dividono, finiscono, però secondo me ci sono tanti amori che continuano ancora, anche se le storie finiscono, e secondo me io
voglio raccontare ancora un altro aneddoto. Scusami. No, vai, Allora, vai. c'era un mio Che te faccio a zio, fare domande, si fanno parla. c'era un mio zio che si chiamava Vincenzo Agrillo, uno dei più grandi autori a Napoli, ha scritto Merola, Mario Trevi, Franco Moreno. Mi disse: l'emozione più bella in una canzone sta rinda una lacrima. Ricordiamoci una cosa, anche soffrire fa bene. Anche soffrire, perché la sofferenza è un'emozione. Infatti a Mario Forte ammazza sempre in depressione per scrivere. Credimi. E poi ci chiamiamo come stanno sto depresso, allora potremmo scrivere. Quindi è questa la cosa. Secondo me il vero successo, la vera emozione sta in da lacrima e bisogna soffrire, secondo me, per vivere certe cose. Chi è che non ha sofferto per amore? Chi è? Non ha sofferto per amore? Tu hai sofferto per amore? Andrea, tu hai sofferto per amore? Ma che e tu niente insisti ancora? Niente. Chi ma che da soffrire? Guarda che la mamma ti sto laterando. Poi devi fare come gli emo, Andrea, si deve tagliare per Sì. soffrire. Quasi sentono anche le voci di dietro le quinte. Intanto Angela, vuoi proporre qualche domanda a Rolando? Allora, Vai, prego. più che una domanda, è un pensiero mio, Sì. no? Perché io ti ascoltavo, mi sono emozionata. Cioè, a volte penso, no? O cuore in autore, parliamo di te perché sei Sì. presente di tanti autori. È talmente colmo di emozioni, a volte dico, ma sto cuore, non vi scoppia, cioè io a volte cerco di pensare, perché anche a me, come hai detto tu, no? A volte soffrire comunque è un sentimento, ti distrugge. A me mi piace soffrire. E da quel momento che tu ti struggi, che soffri, ti escono certi sentimenti. Ma il cuore tuo è talmente chi, tu senti scoppiare il voto. A volte sì, a volte sì. Mamma mia, perché sei proprio una bomba di emozioni. Sì, e vi dico che le mie più belle canzoni sono nate nella sofferenza, sono nate nel momento dove forse credevo che il mondo mi cadeva addosso e poi mi sono rialzato con la mia musica, perché secondo me la musica è un'amica a cui puoi raccontare tutto, è un'amica che difficilmente ti tradisce. E allora io ho deciso nella mia vita di fare questo. Dio e soprattutto i cantanti mi hanno dato l'occasione di affacciarmi in questo panorama e soprattutto di vincere, perché oggi il mio vivere è la musica. E ho avuto ragione perché ci ho creduto e oggi forse se riesco a fare qualcosina è grazie ai miei amici cantanti che hanno creduto in me e soprattutto è grazie a me stesso e alla musica, perché oggi si metto piatto a tavola e solo grazie alla musica. Applausi Andrea. Cosa bolle in pentola Rolando per Natale? Per Natale. Oltre all'asticio, gamberone, vabbè, cosa bolle in pentola a Allora, livello musicale? A livello musicale devono uscire tanti singoli. Ti parlo di Renzi, ti parlo di Mario Forte, ti parlo di Rico Femiano. Devono uscire tanti, ora non mi ricordo. Fabiana, deve uscire Fabiana con un bel pezzo. Devono uscire tante novità. C'è un bel progetto, non sveliamo ancora, c'è un bel progetto per dopo Natale. Speriamo che venga in porto e facciamo un regalo a tanti fan di tante cantanti conosciute. Ah sì, Diciamo vabbè. solo questo. Sì, ok. Io già so, forse c'è anche un progetto per aprile che già ho avuto comunicazioni da tua sorella che è poi la mia amica, Sì. quindi mi manda sempre le cose, io non le ho spoilerate ancora e non lo farò anche se me l'ha mandato fino a che non mi dice vai. Quando scrive vai allora uno va, quando non scrive va ma già sta, non Aspetta, posso fare. Una domanda te la posso fare Sì, a te? Una sì. volta che stiamo hai nominato tante canzoni mie, Sì. ok? Chi sto innamorato di Stefania Live. Ma allora chi mod light, sti cosa a te? Dici? No, ma chi sapete, piace o non ti piace? Se va campazzi. E cosa dico a fare? No, ci sto Mario Secchi ha nominato, fammi innamorare. No, la tengo già, Andrea ce l'ho già segnata. Ah, ecco. Era la mia ultima cartuccia. E la spariamo subito. Vai, spara. Già sta pure la penna. Questo è uno dei pezzi più belli che io abbia mai scritto. È uno dei pezzi più belli. Pure perché raccontando tante cose, ritornando all'amore, secondo me, mio punto di vista, e voi mi potete dare ragione, perché avete molto più esperienza di me, allora, rindavite da innamorare una volta. Il resto
cioè sono solo ricordi. E succede sempre che quando soffro per qualcuno, e forse qualche storia precedente, succede sempre che non devo. E tu ci soffri, ci soffri, ci soffri. Nel momento che è bello non incontrare qualcuno che ti fa innamorare, ti fa scordare di tutto quello che c'è stato prima, arriva obiettivo. E tu lo fermi, ti aspetta. Ti sto innamorato, mi ha cagnato la vita. E mi ha fatto scordare te, ma si sta sposando a me. E così è nata Chi sto innamorata. Applausi Andrea. Alla fine Stefania Lai. Io ho sempre l'abitudine di prendere pezzi che non mi piacciono tanto e metto come ritornello in coppi social. Poi mi contatto, a me mi piace. Misi questa canzone che mi piaceva, però volevo esternare un attimo questo sentimento. Ho esternato questo sentimento su Facebook, su Instagram, mi chiama subito Stefania Lai, con il suo essere verace napoletana. Rolando, lieva mommo sta canzone a Logan Gop e a me. Guardi, oggi mi sei 3 frasi, Stefano, no, sta canzone è a me. E così è nata Chi sto innamorato, diciamo che è stata proprio una cosa che ha scelto lei. Chi sto innamorato è nata secondo me per Stefania Lai perché l'ha scelta direttamente lei. Io non l'avevo scritta per lei perché, ecco, l'avevamo messo così. Lei mi chiamò e disse, Rola, lieva sta canzone a Logan Gop perché sta canzone è a me. Se la sentiva sua. E credimi, c'è Steven Hughes su 4 frasi in coppa che la coppa i social. Lei si prese questa canzone che ti dico, mamma mia, che ha combinato questa canzone. Mi ha dato soddisfazioni incredibili, ma soprattutto le soddisfazioni me le ha date Stefania perché è una persona squisitissima, una persona veramente a modo e mi ha dato soddisfazioni in tutte le circostanze. E la stessa cosa l'ha fatta Luca, suo marito. Voglio dire che Chi sono innamorato ha cambiato un po' la mia vita e anche quella di Stefania. Che poi è una canzone che ha cantato veramente divinamente, a parte vabbè, che io la adoro a Stefania 360 gradi, la seguivo già dai tempi di Voglia Libertà, quindi figurati mo che si canzone, vabbè, che te lo dico a fare, anzi ti voglio usare proprio da bypass. Vai. Dille mo che la senti che io vorrei avere l'onore un giorno di averla qua. Ma sicuramente verrà, sicuramente. Sì, ma si può fare tu su bypass, perché io voglio scrivere, voglio fare i libri, i quaderni, i fotoromanzi, non risponde Luca di Stazio. Fai l'appello tu. Sto facendo tramite Rolando Riera cercasi Stefania Lai un'ora, 10 minuti, un quarto d'ora qui vicino a me. Me la vuoi dare questo, me lo vuoi dare questo onore? Sicuramente verrà perché è una persona, credimi, umilissima di tutto. Taggio me ne attendi spesso, ma me la fa tu sto appuntamento. Vedi come la fa prima Natale un'ora, 10 minuti, un quarto d'ora, un po' venire l'11, un po' venire a mezzogiorno, non ce ne importa. Spostiamo l'orario della puntata, basta che ve. Verrà perché comunque deve anche un attimo presentare il progetto che hanno ad aprile per il trio che succederà. Secondo me il finimondo l'11 aprile, se lo non sappiamo, l'11 aprile, sì. Il concerto delle 3 neomelodiche. Le neomelodiche. Gigi Attanasio, Nancy Coppola e Stefania Lai. Ricordiamo sì. questo appuntamento per i biglietti, vi raccomando, chiamate in tanti perché già stiamo sold out. È un sold out vero però questo sì. qua. Quindi allora abbiamo usato Rolando per avere un appuntamento con Stefania Lai. Ti ringrazio Rolando per esserti prestato a questo appuntamento. Intanto c'è l'ultima domanda che ti vogliamo fare, vero? Perché sappiamo che la signora qua ha la figlia che ci sta scrivendo piangendo, la mia grande la tua amica. grande amica Tracy, che è una pazza che tu dica fa, che anche per lei ha scritto un paio di pezzi, ma uno in particolare che a noi piace. Abbiamo già mandato il messaggio ad Andrea che ce la sta preparando. Sì. Poi vogliamo sapere la storia di questa canzone e poi dopo che Andrea mi manda in cucina con Anna noi ci facciamo le nostre consuete foto vicino all'albero di Natale, perché anche il RTC Targato Napoli ha l'albero di Natale. E che ci è voluto, ma ce l'abbiamo l'albero di Natale. Diciamo che ci è voluto come l'applauso che mette Andrea per fare l'albero di Natale. Quindi poi ci sono anche un sacco di persone che ti stanno salutando. Poi dopo sicuramente ti condivideremo la diretta, sicuramente Nunzio la starà registrando, Andrea la starà registrando, quindi sicuramente la potrai anche rivedere e ripescare tutte le persone. Eccola qua. Sei pronto Andrea? Tanto non so. Bellissima canzone, soprattutto bellissima interpretazione della mia amica Tracy. Posso dire una cosa con questa canzone? Una volta che sto spiegando tutti gli aneddoti di questa canzone. Allora, prima che Tracy veniva da me e parlavamo di questi progetti, c'è stata una storia che mi è stata raccontata di una mia amica, credimi, una bravissima ragazza, una persona splendida, che aveva tradito il fidanzato, diciamo il marito, il compagno.
e mi viene raccontato questo. E io non ci potevo credere, perché conoscendo la persona, cioè, mi è impossibile, anche perché io sono contro il tradimento. E mi disse, poi ho incontrato questa persona e mi disse, guarda, così. Secondo me nell'amore non si dovrebbe trascurare un cuore, perché un cuore trascurato porta a sbagliare, ok? E io ho scritto una cosa nella seconda strofa di questa canzone che dice, mo ti mo perdono se tu sbagli, se sbagli vuoi mi chiamare. Perché? Perché tu, gente, resti sempre quella che comunque ha sbagliato, resti sempre quella che comunque ha fatto un torto. Ma se sbaglio vuoi mi chiamare, si poi analizza tanta cosa in una storia, vediamo che se qualcuno tradisce, eppure perché anche l'altra parte c'è stata una mancanza, forse 2, 3. Io sono contro il tradimento, però secondo me certe storie si devono pesare, certi sentimenti, certe cose si devono pesare. E così nasce questa canzone. Andrea Michelacca. Adesso invece l'intervista la facciamo ad Angie. Ci vuoi raccontare invece, prima di incidere questa canzone, no, Tracy, perché lei è la mamma di Tracy, ma lei è la fan numero 1, indipendentemente che è la mamma. Però a pochi più assai esca Tracy, canzone, perché sono due pazze, vabbè, là è una famiglia di pazze, quindi sono tutte bellissime, meravigliose, mi fanno morire, sono simpaticissime, quindi... Adesso vogliamo sapere da Angela, facciamo un'intervista per Angela, vogliamo sapere in retroscena prima di Tracy che cantava questa canzone, che incidevo video e tutto il resto appresso. Prego, vai. Applausi. Allora, Tracy, grazie. Tracy, prima di incidere le canzoni, ci fa sempre sentire, a parte Ciro, vabbè, Ciro numero 1, a me, al papà e alle sorelle. E noi diciamo, Tracy sì o Tracy no. Ma quando ci ha fatto sentire questa canzone, oppure l'altra che gli ha scritte, so che ancora ci sono altre in cantiere, sì. Mamma micetta Tracy, guarda, è bellissima. E pensa che quando abbiamo fatto questo video pioveva a dirotto, l'ha fatto nella sua villa, pioveva a dirotto, con la partecipazione del grande Vincenzo Paparo, bellissimo ragazzo, eccetera. A noi che la canzone ci ha colpito subito, cioè, guarda Tracy, è bellissima sta canzone, è tua. Però diciamo che questa canzone è un po' che tutto quante, come tante canzoni, come tutte le canzoni, ognuno nelle canzoni ritrova un po' della sua storia, del suo mondo. Però posso dire che Tracy ci ha messo la vera emozione in questa canzone, anche quando l'ha cantata. Infatti quando mi faceva sentire disse, Lola, ma che ne pensi? Posso dire che a volte le canzoni si cantano e si interpretano. Posso dire che Tracy è stata per la seconda, l'ha interpretata. E infatti c'è Tracy che ti scrive, Rolando, la tua testa va oltre. Ti voglio bene Tracy, ti voglio bene, un bacio sempre forte a Ciro, che gli voglio un mondo di bene, perché al di fuori dell'artista, credimi, non perché c'è la mamma presente, sia Tracy che Ciro sono due persone squisitissime, li amo, veramente li amo, perché sono persone che potrebbero permettersi di fare tante, di dire tante, perché veramente non hanno bisogno di nessuno, però credimi, non ho mai conosciuto persone che hanno così tanto, ma così tanta anche umiltà, lo posso dire. Infatti Tracy non conosceva Nancy Coppola, non la conosceva, quando andò a casa di Tracy. Tracy credeva che aveva Nancy, diciamo, cioè lui personaggio, quando poi se n'è andata Nancy da casa di Tracy e mi ha chiamato, tu Roland, posso dire una cosa, avevi ragione tu, pareva che stiva a casa mia. Cioè Tracy mi ha messo proprio a disposizione tutto, disse là, credimi, Tracy è una persona bellissima e squisitissima. Questa è la chiamata che mi ha fatto Nancy Coppola a me. Ed è una ragazza, Ed Tracy, è la verità. perché è della verità, e Tracy è una ragazza che ne ha avute e ne ha avute, pure all'inizio di questo percorso canoro. Lo so. Tante persone si hanno mise attorno che poi alla fine si sono rivelate per quelle Ora che ha fatto sono. un singolo che è bellissimo, scritto da Sergio Donati, e Consuelo, bellissimo, veramente un qualcosa di forte, bello. Sì, è vero. E resta il fatto che l'umiltà premia sempre nella vita. È vero. Come il caso di Nancy, l'ho conosciuta la compagnia da Cattanopori scarpe. Boh. Non ci eravamo mai viste. Sì, prendiamo un caffè, sì, ok, prendiamoci un caffè. Allora ci troviamo in due sardanella che ti scarpe. Io a pezzella, vabbè, unica. È stato veramente una conoscenza a lampo. Ma è così. Però lei, vedi, ecco, capisce che mi disse,
ti voglio il numero mio telefono, perché oggi capite che tu non sei uguale agli altri. Cioè, non sono una che telefona, non sono una che manda messaggi, non sono una che... Però sei una bellissima persona, lo possiamo dire, una persona molto, molto gentile. Grazie. Lo possiamo dire. Grazie. Ma mi fai commuovere, No, Rolando. no, non si commuove. Ma macchina la canzone. No, uno di questi giorni ti vengo a raccontare una storia e tu la scrivi. Ok. Ma proprio una storia long, ti vengo a raccontare e tu la scrivi. Mamma, avrei chi l'ha da cantare? Cose sue. Cose sue, chi la deve cantare. Andrea, vogliamo salutare Rolando con un suo brano? Poi dopo mi passi in cucina con Anna. Nel frattempo che va il video, noi ci facciamo le foto con Rolando vicino all'albero di RTC targato Napoli. Allora, io faccio i saluti. Sì, vai. Voglio salutare mia moglie, mia figlia che ci stanno ascoltando, mia figlia Ilari. Voglio salutare Tracy che ci sta ascoltando da casa con Ciro. Io voglio ringraziare voi per la bellissima ospitalità. Mi sono sentito a casa mia senza stare in difficoltà, perché tu devi sapere che non mi piace stare al centro dell'attenzione, non amo stare al centro dell'attenzione, però voglio dire che qui mi sento a casa mia. Voglio salutare tua mamma, che è una persona splendida, l'ho conosciuta poc'anzi. Perché se c'è il battente di mano solo tu? Mi ha dato dei consigli, non te lo dico, mi ha dato dei consigli da mamma a figlio, poi lo voglio dire. E poi voglio salutare i patron, i fratelli Marigliano, Andrea Marigliano, Nunzio Marigliano, e a tutta RTC Targato Napoli. Vi raccomando, seguite questa radio sempre, perché è la radio vera di Napoli. Grazie. Vai Andrea, vai in musica.